vecchio ponte, diciamo il ponte che c'era fino a qualche mese fa, aveva una peculiarità negativa che era quella di creare una sorta di tappo e ovviamente quando c'erano i momenti di grande afflusso rischiava di fare esondare l'acqua. Aperto alla circolazione stradale a senso unico con una pista laterale ciclabile, due attraversamenti pedonali ai lati, il nuovo ponte sul Cormor che collega Basaldella, frazione di Campoformido, a Zugliano di Pozzolo del Friuli. Opera strategica per evitare, in caso di piena, che il manufatto diventi una barriera artificiale con rischio esondazione e allagamenti. Una sinergia tra più parti in ottica sicurezza per la popolazione, anche in virtù del cambio climatico sempre più radicato. Il Consorzio in questi anni deve gestire questi tipi di cambiamenti in un periodo dove grosse piogge normalmente non ci sono, riuscire a contemperare sia parte irrigua che parte idraulica è assolutamente fondamentale. Oggi siamo a inaugurare un'opera molto importante che fa parte di un piano stralcio per la difesa idrogeologica del Cormor. Un'opera attesa da tempo da parte dei residenti della zona e con il nuovo ponte ad arco alzato rispetto al precedente e lo stesso argine rinforzato fa tirare un sospiro di sollievo e porta a guardare con meno timore le piene del torrente con la sua mole d'acqua trasportata verso il mare. Era un'opera attesa da tanti anni, fortunatamente e per fortuna dico, in questo momento la Regione è riuscita a trovare i fondi necessari per realizzare, quindi oggi si va in tempi ragionevoli perché in un anno è stato realizzato, si va a inaugurare un'opera che era assolutamente necessaria per mettere in sicurezza le zone limitrofe al torrente Cormor che rischiavano continuamente di essere allagate.